Candidature in Veneto, malumori in casa PD e PDL per i nomi calati dall'alto. Stasera riunione della direzione nazionale dei Democratici. E le polemiche infiammano anche il Partito Democratico. In questo momento è in corso la direzione nazionale a Roma per mettere ordine nelle liste. I candidati stabiliti dalla segreteria nazionale del Partito Democratico, infatti, nelle liste sembrano prevaricare l'ordine sancito dalle primarie. Ma sentiamo Carlo Inghilleri. Scontro sulle liste. In casa PD tira brutaria e certi nodi devono essere sciolti non più tardi di stasera nel corso del summit di Roma, con la direzione nazionale che si riunisce attorno all'uomo della provvidenza, Pierluigi Bersani, segretario del partito, candidato premier e nell'occasione giudice supremo chiamato a dirimere ogni controversia interna. Il motivo del contendere sono le liste per il Parlamento. Il problema è che c'è chi ha fatto le primarie e chi invece sarà chiamato alla poltrona direttamente dalla segreteria nazionale. In Veneto ci sono 75 posti in gioco. Se il PD vince le elezioni ne occuperà 22 alla Camera e 14 al Senato, in tutto 36, di cui 3 capilista e 9 parlamentari scelti direttamente da Bersani. Ed è qui che si crea la spaccatura. Chi è chiamato dall'alto viene inserito in testa alle liste, per cui solo dal quinto posto in poi scatta l'ordine sancito dalle primarie e dai cittadini. In questo modo l'onorevole Daniela Sbrollini, tra le donne la più votata in Veneto, finisce al 10° posto in lista. Peggio va l'onorevole Margherita Miotto, record woman di presenza in Parlamento nell'ultima legislatura, che si posiziona al 12° posto e adesso rischia l'esclusione. Eppure alle primarie a Padova si era classificata terza. Purtroppo questa è conseguenza di una legge elettorale che evidentemente darebbe poco spazio ai cittadini, o non fosse che il Partito Democratico è l'unico che ai cittadini lo spazio l'ha data. Certamente se ci fosse il collegio uninominale con un turno secco, col doppio turno, questi problemi non ci sarebbero e la direzione nazionale potrebbe avere una minimissima parte nella scelta dei candidati, che quindi sarebbero lasciati totalmente nelle mani degli elettori. Se il PD vince le elezioni è stato calcolato che alla Camera per ogni lista entrano i primi 11. Dunque il capolista e i 3 chiamati dalla segreteria nazionale. Per la circoscrizione Veneto 1 i papabili sono il vice sindaco di Vicenza e portavoce di Bersani, Alessandra Moretti, la segretaria regionale del PD, Rosanna Filippin, e il braccio destro di Enrico Letta, l'onorevole Gianni Dalmoro. Gli altri 7 posti saranno determinati dal posizionamento alle primarie e quindi ne entreranno 2 per provincia, sanciti dal popolo. Popolo del Partito Democratico, che è l'unico popolo che ha avuto la possibilità di esprimersi, quindi diamo merito al merito del Partito Democratico. Certo, sì, però c'ha meno voce in capitolo della segreteria nazionale, quindi insomma la politica viene sempre prima del popolo alla fine. E quindi c'ho ragione io che sostenevo, come continuo a sostenere, che questa è una pessima legge e che prima verrà sostituita e sempre tardi sarà.